Immerso tra ulivi, il bosco, l'aria pulita, soprattutto tanto ossigeno si respira in questi posti quando si arriva qui. Questa mattina vi racconterò la storia di zio Ciccio e la sua nipotina Serafina. Nipotina per dire, perché è cresciuta insieme al nonno, poi ha fatto degli studi bellissimi legati al mondo dell'agricoltura, dell'allevamento, ma soprattutto legata al mondo dell'azienda che oggi lei porta avanti con tanti valori trasmessi proprio da nonno Ciccio. Questa è la loro storia. No, ma da quanto tempo facciamo, cioè tu che quando eri piccolo, sempre sul lavoro hai fatto? Sempre sul lavoro. Sempre? Sempre. Ma Da quando era 13 anni sono cominciato a fare latte e cose. e chi ne te l'ha imparato? E che ne me l'ha imparato? Prima un nonno, poi papà, e poi io ho imparato i figli miei. E quindi un nonno tuo già lo faceva? Un nonno mio aveva il 500-600 grappe, quando io mi ricordavo che era piccolo. E siamo stati vicino a Naturizzo, con le grappe, siamo stati vicino, poi a Giovanna, vicino a Petra Paolo, poi siamo venuti a Calovete, due mogli, mia sorella, Sì. sì. E poi abbiamo comprato da vicino a Calovete. A Sceracavate? No, a cosa? Sempre a Calovete. Ah, a Calovete, capito. Due momenti zio Micuzzo con zia Rosa. E siamo stati. E quindi era un nonno tuo, pure il padre era un nonno tuo faceva questo mestiere? Un bisnonno tuo? Tutti. Sì, ma un assaggio. Quando si fa? Quando si fa? Avevo fatto sempre sul lavoro. E tu teni vacche o pecore, capre? Hai avuto le vacche, hai avuto le grappe, hai avuto tutta la mano. E la mattina come funzionava? Tu a che ora ti alzavi a fare un formaggio? La mattina certe volte alle 5 ne susiamo e cominciavamo e tanto facevamo il latte sera e mattina. Due volte quindi? Due volte io. E non è come mangio casa dei figli? No, non è, uno lavorava sempre con Caccavo. credo che uno l'avete voi. Eh sì, con il caccavo, e sotto c'era il fuoco. E sotto c'era il fuoco. E quelli che ci lavoravano portavano le frasche, portavano legna per fare il latte. Avete sentito il racconto di nonno Ciccio e Serafina. Io adesso, dopo questo risveglio che hanno fatto come di consueto la mattina presto per realizzare la loro buona ricotta, adesso li vado a disturbare un attimo e andiamo a vedere invece un altro ambiente che si trova proprio in questa bellissima location. Zio Ciccio, buongiorno! Scusate, abbiamo disturbato questa conversazione tra zio e nipote. Come va, Serafina? Bene, tutto bene. Il nonno quanta emozione, quanta passione e quanti valori ti ha trasmesso, Serafina? Beh, tantissimi. Adesso Tantissimi. sì, è da quando sono piccola che praticamente sono cresciuta in questo ambiente e mio padre ha sempre guardato gli animali, ma c'era il nonno che lavorava il latte e faceva i formaggi. Serafina, una storia bellissima la vostra, ricca di tradizione, ricca di passione e soprattutto ricca di tanta buona volontà, perché il nonno si svegliava presto la mattina e ancora alle oggi 5, alle 5, alle 4, secondo. Zio Ciccio, raccontami un po', vai. C'erano i giorni che partiva di Caloveti col cavallo, andava a Rossane portava le ricotte e poi ritornava torno a Calovete. Ah, quindi la mattina alle 2. la soddisfazione che poi arrivavano i vostri prodotti finiti dai vostri... A Rossana, a Sant'Anaria. Ah, C'era un negozio che ci portava le ricotte
si consegnava le ricotte, io torno con un cavallo, tornai no, dalla strada, veniva cose, le cuserie, poi Calavanza, Trionda e poi andava a Calovera. Che col cavallo? Col cavallo. Ma avete ancora questi cavalli, zio Sì, Ciccio? sì, mio figlio, quello Sergio là, mio figlio piccolo là. C'hai il cavallo. C'è, Ma qui invece ho saputo che ci sono tanti asinelli. È vero? l'asine sono di quest'altro figlio, suo padre. Senti, zio Ciccio, perché facevi questo lavoro? Quanto ti piaceva fare questo lavoro? Mi piaceva, non aveva lasciato il nonno, poi papà, e poi io da 13 anni sono messo a fare il latte e c'era il nonno che stava vicino a me, se lo faceva buono o male. Quindi il controllo di qualità era fine, visto come avveniva, poi, mentre tu adesso con gli studi, esatto. no? Che stai facendo? Poi sono messo da solo a lavorare e con noi c'erano i pastori che ci lavoravano, il nonno ha avuto 700 gradi, aveva. E poi 700? 700 gradi. E le riconosceva tutte quante? Come non, E gli aveva dato un nome a tutte quante? Sì. Come le chiamava tutte quante? Non le chiamava. C'erano i pastori che seguivano il gregge. Poi cose. Però io a danni era piccolino. Quanti anni erano, zio Ciccio? Sì. Erano gli anni 40. Sì, un nonno è morto nel 44, verso il 38, 39. Certo che la giornata è abbastanza movimentata, tra gli asinelli, c'è sempre da fare. Poi l'azienda. Senti, ma in tutto questo non ho visto tuo padre? Lo trovi in stalla, sta mungendo, quindi se vai lì lo trovi lì. Io nel frattempo scendo in caseificio. Perfetto, Ok? allora ci vediamo dopo. A dopo. In questo momento vado a trovare Aldo che ha iniziato la mungitura della vacca, la famosa pezzata rossa. Ciao Aldo. Buongiorno. Come stai? Bene, bene. Aldo, cosa succede in questo momento? Stiamo iniziando la mungitura, devo dire una mungitura elettronica, sì, automatizzata in un certo senso. Adesso è così, non è più come una volta, adesso si fa tutto in automatico. Senti, da quanto tempo svolgi questo lavoro, Aldo? Ma più o meno da sempre, siamo nati allevatori, solo che lo facevamo nel modo più antico, più tradizionale. Adesso abbiamo modernizzato un po' l'impianto, quindi facciamo un lavoro a norma di legge e con meno lavoro fisico. Senti, cosa ti spinge a fare questo lavoro sempre di più? Perché comunque credo sia un lavoro abbastanza sacrificato. Abbastanza, sì, ma si fa solo per la passione. È un mestiere che facciamo da sempre, siamo nati in questo diciamo, ambiente, per cui continuiamo a farlo con piacere. Senti, parliamo un po' di questa pezzata rossa. Sì. Sono curioso di capire un po' le sue qualità. Intanto pezzata rossa penso perché c'ha queste macchie al pelo, no? Sì, è la razza. E questa razza dove nasce? È una razza di origine austriaca veramente, non è razza italiana. Però è stata dotata, si è amalgamata bene nella nostra zona, è andata benissimo, è una vacca molto rustica, quindi va bene sia al pascolo che nella stalla. Il suo latte, che poi è quello che tu e produci. questa è una sua peculiarità, produce un latte buonissimo per la caseificazione e noi lo trasformiamo tutto, non lo diamo alle, come si dice, alla GDO o alle centrali del latte, no? Quindi, tutto il latte che produci, praticamente il latte che tu adesso stai mungendo, passa da questa
da questo impianto Sì. direttamente arriva giù poi al caseificio. Arriva nel caseificio. E il latte? Caseificio ci arriva domani mattina, Ah, perché? il giorno dopo, perché un noi giorno lavoriamo lo- sempre, noi lavoriamo il latte del giorno prima, capito? Quindi il latte praticamente sta un giorno, come si conserva in una cisterna per quel giorno, giusto? Abbiamo la cisterna refrigerata, il latte esce immediatamente dalle vacche e va a finire nella cisterna. Quindi non viene pastorizzato. Assolutamente. E resta lavoriamo sempre solo- latte fresco. Assolutamente sì. Bene. Questo è latte fresco. Senti Aldo, ma questo è un lavoro che segue una sorta di routine, cioè quasi sempre gli stessi meccanismi, cioè le stesse operazioni vanno fatte dalla mattina alla sera. 2 volte al giorno. Mungiamo la mattina presto e la sera prima del buio. Senti Aldo, il formaggio che tu produci, quindi è un formaggio di vacca, Sì. rigorosamente formaggio di vacca, solo di vacca. Non viene, abbiamo detto, lavorato diversamente, quindi non è pastorizzato, è sempre un latte fresco. Lavoriamo latte fresco, sì. E qual è la differenza? La differenza è che il latte pastorizzato, dal latte pastorizzato esce un prodotto sempre uguale, sempre omogeneo. Tipo Anche nei sapori, esce ecco, pure con i sapori è sempre standard. Lavorando questo tipo di latte sono sempre delle variazioni, il prodotto non è mai identico a quello del giorno prima. È più o meno simile, ma diciamo che è sempre buono, ci mancherebbe, ma lavorare il latte fresco c'è una bella differenza. Certo. rispetto- Senti, di cosa si nutrono questi animali? Questi animali gli diamo del fieno secco che ci prepariamo durante Ecco. la primavera e quindi di solito sono prati seminati in avena, veccia, che sono i tipi di fieno che usiamo di più. Cosa gli noietto. dà all'animale questo tipo di fieno? E gli dà tutti i componenti necessari per mantenerli bene in stalla. Anche nella robustezza? Nella perché vedo un animale robustezza, bello, sì, no? sì. Poi li vediamo, insomma, li vediamo meglio. Da non confondere con la vacca podolica, che è No, una vacca assolutamente calabrese, no. Quella diciamo, è una vacca di origine calabrese, però forse più indicata autoctona. per la carne. Sì, è indicata per la carne e per il pascolo, va benissimo al pascolo. Ok, quindi Questa non invece è tanto indicata per il No, latte, diciamo. non è indicata per il latte. E infatti questa è a duplice attitudine, latte e carne, e quella è solo per carne. Solo carne. Sono due tipi di animali diversi, diciamo. Bene. Allora, Aldo, io ti lascio alla tua attività, bene. scendo giù a trovare Serafina e credo Va ci sia benissimo. anche nonno Ciccio o zio Sì, Ciccio sì, vi per sta gli amici aspettando. del caseificio. Vi Andiamo sta a vedere aspettando. quindi come si lavora questo latte. Sì, Grazie va Aldo, bene. buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. La temperatura è arrivata a 65 gradi, quindi adesso aggiungiamo il latte. Stiamo aggiungendo circa 50 litri di latte all'interno di 600 litri di siero. Questo è il siero che è residuo della lavorazione precedente, dove abbiamo estratto il formaggio e la pasta che verrà utilizzata per i caciocavalli che lavoreremo domani. Abbiamo preparato il sale che verrà messo all'interno del calderone quando arriverà a 84 gradi
in quanto sarà il sale, attraverso una reazione chimica, a dare la possibilità, chimica e fisica, a dare la possibilità alla ricotta di flocculare e quindi di salire in superficie. Abbiamo aggiunto un po' di acqua così da stemperare insomma un po' il sale, in modo che quando lo metteremo all'interno della caldaia non si creeranno dei grumi, ma sarà liquido e quindi facilmente darà la possibilità alla ricotta di risalire. Nel frattempo togliamo la schiuma, che sarebbe il grasso del latte, quello che vediamo anche a casa quando facciamo bollire il latte, e con questa schiuma dopo faremo delle frittelle, che praticamente era il dolce dei bambini di una volta, o meglio dei bambini che avevano i genitori che lavoravano il latte, tant'è che mia nonna ha insegnato a mia mamma a fare questo dolce, proprio perché quando i miei zii e mio papà erano piccoli lei prendeva questa schiuma e faceva delle frittelle dolci per colazione. Adesso facciamo le frittelle con la schiuma del latte. Aggiungiamo un paio di cucchiai di farina, 2, 3, un po' di zucchero, questa era la colazione dei bambini di una volta, quando ancora non c'erano tutte cornetti, brioche. Le mamme la mattina prendevano la schiuma del latte, aggiungevano le uova fresche del pollaio, aggiungiamo la schiuma senza farla smontare. La pastella è pronta e adesso vanno fritti in olio bollente. L'olio è pronto e mettiamo la pastella a cucchiaiate. Le facciamo dorare da un lato e dall'altro, pochissimi minuti e sono pronte. Come ultimo passaggio le frittelle vanno pastate nello zucchero semolato e sono una vera goduria.
Già la ricotta sta salendo, ha iniziato a flocculare e man mano abbassiamo la temperatura per evitare che diventi troppo dura. Eccola. Ok, possiamo togliere il termometro. Adesso le diamo il tempo di salire per bene. Adesso, anche se la temperatura è spenta, comunque cioè abbiamo spento la caldaia, comunque continua a salire perché è abbastanza caldo e si deve formare un unico strato abbastanza solido da poter essere messo nelle fiscelle, ma comunque sempre morbido da poter essere mangiata con gusto. Se si tira verso l'interno, da sotto continua a salire altra ricotta. Ok, ci siamo.